Dottor Dri, Sì. interessa particolarmente a me, ma credo anche a chi ci ascolta a casa, per quanto riguarda il comune di Cervignano, la sistemazione dei marciapiedi del capoluogo e delle frazioni. Nello specifico cosa vuol dire? Che se io vedo delle persone che puliscono i marciapiedi, sistemano insomma, la città, raccolgono i rifiuti, non lo so, vuol dire che quelli sono uomini vostri, uomini di GSA insieme al comune? Sì, è molto probabile. Lei, come dire, le Io sono persone stato sono... magari molto semplice nella mia No, no, ma in spiegazione. realtà guardi che l'argomento poi è, di fatto è molto lineare, molto semplice. Le attività che facciamo per Cervignano sono attività proprio legate al minuto mantenimento dei marciapiedi annessi e connessi, quindi tutti gli aspetti di pulizia del marciapiedi, di sfalcio dell'erba e quant'altro. È altrettanto vero che le squadre che sono in questo momento per Cervignano sono costituite per quota parte da personale GSA e quindi il personale con tutte di alta visibilità ha anche il logo della GSA. Il tema è garantire una coerente pulizia dei marciapiedi e di tutta la parte delle strade da parte del comune. Da una parte ci sono i nostri operatori che svolgono le attività in collaborazione con personale dipendente del comune. L'argomento è un argomento importante dal punto di vista dell'inserimento lavorativo del personale, perché questo è personale che in questo momento, prima di essere assunto da GSA, era in uno stato di disoccupazione di medio periodo, quindi avevano più di 8 mesi di disoccupazione, dovevano avere la residenza nel comune dove vanno a operare e di fatto attraverso questo strumento dei lavori di pubblica utilità si crea una ricollocazione di persone che al momento risultano essere assolutamente fuori dal mondo del lavoro e lei mi insegna che più stiamo fuori dal mondo del lavoro più sarà difficile ricollocarci. Cosa può dare il lavoro di pubblica utilità? Può dare un giusto riqualificazione formativa, quindi riformare le persone per far sì che il loro curriculum diventi più interessante, permettere un'immediata collocazione a persone che altrimenti resterebbero in stato di disoccupazione per lungo periodo, di fatto svolge un carattere di ordine sociale. GSA, società che opera nell'ambito nazionale e che ha comunque 2200 dipendenti in tutta Italia, vuole, e attraverso il progetto LPU credo abbia dato, un segnale forte al territorio della propria regione. La nostra presenza come soggetto attuatore dei progetti LPU è stata ed vuole essere la dimostrazione che noi siamo attenti al territorio da cui partiamo. Siamo gente del Friuli Venezia Giulia che vuole operare per dare un segnale forte nel Friuli Venezia Giulia. Questi progetti operano a livello comunale, quindi vanno a dare dirette risposte al territorio, in maniera molto anche, come dire, basica, ma chiara. Devo dire che quando si parla di lavoro indubbiamente l'attenzione immediatamente sale. Noi sindaci siamo molto impegnati da questo punto di vista, anche perché sentiamo in modo particolare quelle che sono le problematiche connesse a una drammatica carenza di lavoro nei nostri territori. E quindi le iniziative che vanno incontro a questa problematica molto importante e molto seria sono sempre viste con particolare attenzione da parte nostra. L'iniziativa che ha permesso di fornire ai comuni gli LPU, i lavoratori di pubblica utilità, indubbiamente è stata una cosa particolarmente gradita e importante da parte nostra. In particolare nel comune di Cervignano lavorano attualmente 14 lavoratori di pubblica utilità.
divisi in alcune squadre, sono addetti a diverse incombenze. Noi li seguiamo con attenzione, io in particolare spesso mi alzo da questa scrivania e vado a salutarli, vado a sentire come va e vado anche a seguire il loro lavoro. Devo dire che c'è un impegno particolare, un'attenzione particolare da parte loro. E questo mi fa piacere perché prendono il lavoro con la giusta e la dovuta serietà e importanza. E devo dire che alcuni sono ad esempio impiegati in lavori che riguardano la messa in sicurezza della nostra caserma, alcuni altri stanno lavorando per ripristinare degli infissi in alcuni immobili del comune, ma la qualità del lavoro devo dire che è notevole, quindi io sono molto contento di questa esperienza, sicuramente. Vedo nei loro occhi un'aspettativa, purtroppo a me piacerebbe sempre riuscire a dare anche delle prospettive a queste persone, ma comunque insomma il fatto che loro abbiano maturato questa esperienza di 6 mesi qui da noi, secondo me, io spero che poi abbiano acquisito anche magari un po' di professionalità aggiuntiva e quindi spero che questa loro esperienza gli sia utile anche per il proseguo della loro attività lavorativa. Ecco, questa parte dell'impiego dei lavoratori socialmente utili, diciamo che tutte le opere che loro hanno messo in cantiere, diciamo così, sono state particolarmente gradite, ma tra queste devo dire che quella che più è risultata interessante, e anche forse perché anche è quello di presa più immediata, nel senso che il risultato è in qualche modo immediatamente visibile e anche particolarmente importante, è quello che noi abbiamo dedicato al rifacimento di alcuni tratti di marciapiedi. Ecco, questa è stata proprio una nostra idea ed un esperimento che abbiamo fatto e che con altre esperienze di questo genere sicuramente va implementato e va ancora seguito. Diciamo che tra questi il fatto di lavorare sui marciapiedi, e quindi perché sono uno dei nostri problemi più importanti, più seri, diciamo che è una delle cose che particolarmente sono state gradite dalla loro opera e credo non solo dagli amministratori ma anche dalla gente che finalmente ha visto dopo molti anni alcuni tratti dei marciapiedi trasformati grazie alla loro opera. Assolutamente sì, assolutamente sì. Speriamo sempre di avere. Allora, diciamo che queste esperienze hanno una duplice finalità, quella di fornire occupazione a persone che ne hanno bisogno, e qui già basterebbe, però in più c'è anche il fatto che i comuni possono usufruire ad un costo assolutamente basso di manodopera che forse non sarà una manodopera particolarmente specializzata, ma comunque una manodopera fatta di persone che si impegnano, e questa è la cosa importante. Poi il fatto di riuscire a realizzare 50 metri di marciapiedi in una settimana più non è questo il problema, non è questo il problema. L'importante è che loro lavorino con soddisfazione, che abbiano anche quindi un ritorno economico e che la gente vede che è possibile fare anche questo tipo di esperienza.